Oh boy. Si frena. Ah, proprio convinto? Io smarzo. Wow! Come essere al mare, Dio cazzo. Ehi là! Ah, proprio? Proprio? Non possiamo tornare indietro per la stessa strada. E io non ce la faccio a passare di lì. Vabbè, tanto bagnato per bagnato. Via, Ale. Dio cazzo. Dio porco. Oh, ma mi arriva il piede. Dio voi. Ludro smarcio. Ah, che fredda. Dio treno. Tanto anche se avevi scarponcini, che cazzo. Che freddo. Facciami avanti, io faccio un po' di più piedi per vedere come è messo. Non è che... Aspetta avanti. Tanto Dio cazzo. Ecco. Oh, fermo che? Guarda in ipotermia, Cristo. Togliamo questo amico. Che figata. Questo qua è storto adesso. Siamo due coglioni noi, però. O dovrebbe esserci lì qua. E io non la farebbe neanche su una cosa. Ha detto che siamo passi fuori. Oh. Oh, bella fredda. Rinfrescante. È la circolazione che va a 1000. A 2000, no, 1000. Ti mando. Sì. Almeno così ho un video da caricare. Ma che è altissima. O quella dell'altra volta gli fa una pipa. Guarda, la strada è unita. Praticamente. E che roba? Per caso qua stiamo maledicendo perché gli stiamo buttando la puntata. Non penso che gli cambi molto. Ma lì era sempre più alta. Alla fine ci arrivano in mutande, cazzo. Ma che roba! No. Vai avanti, faccio la foto. O saranno 40-50 centimetri minimo. Sì, invece 40 saranno. E anche più. Domani, dopo che mi calci tutto molto, i misuri. Io l'utro. Invece sto qua da raccontare. Se qualcuno si sta guardando che due coglioni. Due poveri handicappati che non sanno cosa fare. Non sto più venendo. Vai tanto. Misura con l'ombrello. Misura con l'ombrello.
40 centimetri buoni anche. Guarda che si è fatta anche corrente. Quindi merda doppia. Oh! Sai che c'è la spada? Sì. Qui c'è la terra. Guarda il padre qua. Madonna, l'udrina. No, Corrado, guarda, Ma sei un coglione! che coglione. No, fanculo! Andiamo di qua! Vabbè. Vai a guardare il mezzo alla visione. No, che mi casca il telefono. Stai contando sul video? Certo. Tutto in diretta. Nazionale e anche oltre. Qui qua il reporto del Corrado di sotto. Con il fotografo Thomas Betti. No, il ginocchio arriva adesso. Adesso si ride di noi. Adesso si ride. No, no, un po' cazzo, parti marroni. Al sorge! Sorge! A talpa! Poverina! Che figa! Dio! È entrato in casa. Beh, l'ho trovato appoggio. Che figa! Vai, ma si mette avanti a quelle foto, no? Che figata! Andiamo però bene, voglio uscire il prima possibile. Cosa? Voglio uscire il prima possibile. Vai, Corrado, allora mettiamo il spazio. Sì, così se imbombiamo proprio, fissi. Io smash. Madonna. Dai però. Che vacca merda. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ah, alleluia. Oh, tanto che mi frega. E poi, pesa 50 kg. La mamma è tornata? E poi, Vabbè, ciao. chi era? Chi era? Mia sorella. Che figata. Io boh. Non sento neanche più i piedi. Beh, va che fa stra bene. Ma sì, fantastico. Sì, però le scarpe dopo che me le asciuga il papa. Dio Madonna. E tanto gli frega.
Oh, Scusa. Meglio stare zitti con i miei. No, sì. Mi strangolano se lo scopro. Che sono andato qua in mezzo proprio al fiume. Tanto ho ancora un'ora e 38 di video. Eh? guarda, il fronte. Sì. Non sei mia la stessa le prima. No, vecchio, è un sorriso di Guarino. Guarda. È il nuoto a lui. non so persone. Via. Buono vecchio. Povero Bob. Ciao. Ma potevo venire a piedi scalzi direttamente. Tanto. Piedi scalzi e pantaloncini. Il porto va che impressionante. No. Secondo me comunque oggi non piove. No, vecchio, era adesso per differite. Però Gescaretta siamo a sto livello qua, caro mio. Ma adesso mi faccio avanti. Sarà. Ja, ma... Cos'è? Praticamente acqua e strada sono unite. No, andiamo però. Vecchio, hai tutti la vita per mangiare. Ma qua che fiume! Un fiume perché... Via. Marcio! Orso! Anche l'altra volta è stato così. Sì, lo so, sempre questa via qua. È una scommissiata questa. Bella. Però se ma l'altra volta era molto larga. Una vera poesia, una sinfonia. Fango e merda ragazzi, fango e merda. Wow, scusa. Le strisce pedonali sotto le viste. No. Neanche da SpongeBob. Buon ballatico. Il nonno di Patrick. Qui siamo lasciati. Ciao Mario! Ciao Mario! Ciao! Ehi, ciao! Adesso io dopo mi prendere una mano. Eh? Io dopo mi prendere una mano. Poi non è uscito in strada. No.
Che culo. Raga, io non più più. Che appunto. Però le sue i desideri non verranno mai. Seguono sul video. Sì, sì. Te l'ho detto. Qua sono fortunati. Cribio. Dimmi. Sono appena passato anche le mie da Paola. Via Caterina gioca che C'è proprio come che c'entra dentro. A Villa Paola è come se ci fosse un fiume con due case accanto. Proprio il fiume entra veramente, ma solo in quella via. Io poi l'albero. Proprio perché si può adesso di via accanto alla macelleria. Questa parte di strada qua ci sono i campi bagnati, però la strada non è allegata. Ciao. E tipo più avanti, andando verso la Vittoria, lì i due campi e la strada è una cosa unica. Io sono passato in mezzo e l'acqua mi arriva sulle ginocchia. Arrivava. Sì, ma proprio, non letteralmente, nelle ginocchia mi toccava. Letteralmente vuol dire fino su serio. Avevo sugli stivali e mi hanno messo il tipo sportivo a forza. Vado su le Vans. Adesso Le Vans, signori, le Vans. Build to resist. Ciao. Build to resist. E qua tiene. Non so. E domani come ci andiamo a scuola? Ah boh. Vorrei andare a scuola con gli anfibi. A Caldogno com'è la situazione? Era uscita via dei Boschi. Che è? Non lo so, però lì è uscita. Via dei Boschi. Boh, vabbè, E l'altro aveva tenuto. Perché hanno fatto il bacino? Vabbè, cazzo, figurati. Ma l'avevo fatto il bacino fratello. Sì, avevano modificato l'argine, però non so quanto abbia retto, sinceramente. Curioso. Io mi fermare il video quando c'è più niente. Vabbè, c'è sta. Non c'è la nulla. C'è sta. Boh, basta. Saluto. Passo